Storie di imprese innovative, un convegno, un incontro promosso e rivolto agli studenti di Agrigento, promosso dall'Associazione Culturale Più Sicilia, che pone al centro le conoscenze relative alle tecnologie per chi volesse fare impresa. Noi oggi abbiamo raggruppato 3+1 in collegamento via Skype da Palermo, dei maggiori imprenditori che sono riusciti a fare impresa in Sicilia utilizzando le nuove tecnologie. Dunque è un segnale che vogliamo lanciare oggi alle scolaresche, ma anche comunque via Facebook e i social a chi si può connettere all'hashtag si può fare, che è possibile fare anche in Sicilia, basta avere una buona preparazione naturalmente su quello che si vuole fare, sicuramente una idea innovativa. E poi grazie alle tecnologie ormai non occorre più andare fuori, se si segue questa linea si può fare impresa anche in Sicilia e l'esempio lo abbiamo qui, abbiamo Giovanni Cantamessa di Reclog che è di Rosolini, Luca Naso di Mirabella in Baccari, un comune nel catanese di 5.000 abitanti, e poi abbiamo Salvatore Grisafi, agrigentino di origine che sta a Bari, però sono 3 esempi che dalla Sicilia e da casa loro sono riusciti a fare impresa con successo. L'innovazione tecnologica aiuta chi ha volontà di fare impresa. Sicuramente l'innovazione tecnologica è la chiave per il futuro, aiuta non soltanto chi vuole creare un'impresa, ma aiuta anche tutte le altre imprese e aziende che ne hanno bisogno, perché hanno bisogno di strumenti capaci di migliorare e aumentare la propria redditività. Che tipo di esperienza è stata la tua? La mia esperienza è stata molto variegata. Io ho un'esperienza come ricercatore e scienziato nel settore dell'astrofisica e adesso lavoro nell'ambito della comunicazione digitale e quindi mescolo le competenze e il rigore scientifico del problem solving con la passione per il digitale e le nuove tecnologie. Abbiamo realizzato un social voice, un social network, questa è la nostra startup. In pochissimi mesi abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, più di 10.000 download nelle prime 2 settimane di vita. Il nostro primo partner è stato Telecom Italia e Team. Abbiamo conquistato questa parte di territorio, cioè il territorio nazionale. Adesso stiamo cercando di internazionalizzare la nostra impresa. L'idea che ha fatto sicuramente breccia nel cuore di Telecom è stata quella di il fatto che Reclog non è un social network tradizionale, è un social dove si condividono emozioni, perché si utilizza la voce. Quindi cosa c'è di più emozionante dei propri sentimenti e delle proprie impressioni dette a voce e non scritte? Dalla tua esperienza, quale messaggio incoraggiante vuoi lanciare ai giovani di oggi? Allora, il messaggio deve essere innanzitutto che si può fare. Poi, oltre che si può fare, si deve fare, perché se i giovani d'oggi si scoraggiano e decidono che è impossibile fare impresa, vuol dire che non c'è davvero futuro per noi, per la Sicilia in particolare.